Buongiorno a tutti, sono Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura e ho quindi il compito come azienda di darvi il benvenuto e poi aiuterò i relatori a condurre questa mattinata che è un primo appuntamento di un nuovo ciclo, perché è un continuum di una serie di incontri cominciata ormai 2 anni fa, nella fase di elaborazione, di definizione del programma di sviluppo rurale, un lungo percorso che abbiamo fatto assieme, insieme a tutto il partenariato, e che ha portato appunto a questo importante tappa di approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale del Veneto, avvenuto già un po' di tempo fa, e oggi è l'occasione per ufficializzare questa approvazione, per quindi presentare al partenariato gli elementi caratterizzanti di questo programma e, come dicevo, per quello parlavo di primo incontro di un nuovo ciclo, avviare una nuova fase che è molto importante e che ci porterà nei prossimi mesi a portare, già molte iniziative sono già state fatte da voi stessi e dalle associazioni del partenariato per parlare ai potenziali beneficiari delle opportunità del programma, ma lo continueremo a fare con delle iniziative che gestiremo tra il mese di settembre e di ottobre nelle diverse aree del Veneto. Per iniziare approfitto della presenza in sala del sindaco di Legnaro, paese ospitante che tante volte ci ospita, appunto, vi ospita in queste e tante altre iniziative che svolgiamo qui alla Corte Benedettina, e quindi gli do la parola per un breve saluto. Forse il mio è acceso, lo spengo. Grazie dottor Barbieri, io ringrazio lei, ringrazio tutti quanti i convegnisti, ringrazio anche il dottor Norido, direttore della Corte, che gentilmente mi hanno invitato. Sono venuto molto volentieri, portare il saluto dell'amministrazione comunale mi fa piacere, queste cose sono importanti, sappiamo che l'agricoltura è un settore molto importante per il nostro Paese, che come tutti i settori anche l'agricoltura è in crisi. Noi ci auguriamo vivamente che questo periodo che ci porta tutti quanti a un impegno maggiore possa passare e che quindi si possa lavorare con più tranquillità. Un saluto cordiale lo do all'assessore regionale di nuova nomina, che è stato mio ex collega, il dottor Pan. Quindi a tutti quanti un buonissimo lavoro e con risultati senz'altro proficui. Grazie e buon lavoro. Grazie, e allora diamo avvio ai lavori e do subito appunto la parola al nuovo assessore Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, per l'introduzione, e poi ci risentiremo in seguito con gli altri interventi. Ricordo a tutti che questa iniziativa, questo evento, come molti altri, vi ricorderete, è visibile in streaming in diretta sul web sul sito Piave, www.piave.veneto.it, e le registrazioni saranno, insieme anche alle slide, saranno disponibili poi nel giro di qualche giorno, sempre sul sito piave.veneto.it. Tenetelo come punto di riferimento, ma penso che lo conosciate già molto bene, perché lì trovate tutte le informazioni e tutti i documenti relativi al programma di sviluppo rurale. Prego. Buongiorno a tutti, sono una delle prime volte che ci vediamo dopo la mia nomina, è un mese e mezzo che sono stato nominato a questo importante incarico, e quindi tanto vi
vi porto i saluti del nostro governatore Luca Zaia, che ci dà sempre lo sprono per questi importanti lavori anche di questa giornata. Sì, oggi abbiamo voluto fare questo importante incontro per due principali motivi. Perché nel tavolo del partenariato rappresentiamo tutto il mondo agricolo, agroalimentare e rurale del Veneto, e anche perché è un'occasione importante comunque per essere protagonisti di un confronto tra la Commissione europea e tutte le modifiche che sono state fatte in questo importante programma che ha avuto comunque una importante modifica e proposta inviata ancora a Bruxelles il 22 luglio di un anno fa. So che questo tavolo è stato ampiamente coinvolto e ha potuto esprimersi in tutte le fasi, che hanno definito l'analisi, le priorità, le tipologie di intervento e tutte le scelte che stanno nel programma proposto poi dalla Giunta al Consiglio regionale. Quindi immagino la vostra legittima aspettativa nel conoscere più chiaramente il risultato finale del negoziato. Per parte mia, e per quello che in queste settimane ho potuto conoscere al riguardo, non ho remore a dichiarare la piena condivisione del merito, a partire dalle priorità che hanno guidato la predisposizione del PSR 2014-2020, e mi pare opportuno richiamarle alla memoria di tutti. Innovazione, competitività delle imprese, la sostenibilità e la governance. Il rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari, perché un tessuto vitale e giovane di imprese competitive è il patrimonio prezioso di un'economia e di una società che guardano al futuro. La spinta all'innovazione nelle imprese, nei soggetti di servizio, perché nuovi metodi di produzione, nuovi modi di andare incontro alla domanda sono la condizione per competere localmente e globalmente. Terzo, la sostenibilità intesa come contributo determinante del settore agricolo alla conservazione delle risorse ambientali e naturali nel momento in cui si palesano i gravi effetti di un modello di produzione di un'economia che ignorano questa essenziale dimensione. Infine la governance consapevole, focalizzata e strategica, perché la gravità delle sfide da affrontare impone responsabilità, per questo abbiamo voluto un programma condiviso che fosse più della somma di tante singole esigenze. Quanto al metodo, l'efficacia del programma sarà possibile a queste condizioni, proseguendo in stretta collaborazione col partenariato il cammino della programmazione, concentrando le risorse su pochi ma chiari obiettivi fondamentali, come il sostegno alle imprese agricole, all'avvio di giovani imprese, rafforzando l'integrazione degli interventi e delle filiere produttive, spingendo per la territorializzazione, che significa investire su ciò che serve, dove serve, come serve. Quindi è finito il tempo in cui le risorse vengono date tut cura a pioggia in tanti progetti. Quanto al metodo, il nuovo PSR ha in dotazione oggi 1 miliardo e 184 milioni di euro, ben 202 milioni dei quali derivano dal bilancio regionale, finalizzati sia al sostegno delle imprese, ma anche a finalità di miglioramento ambientale e di sviluppo territoriale locale. Il Veneto ha scelto di concentrare sul sostegno alla competitività delle imprese del settore agricolo e agroalimentare la gran parte di queste risorse, più di quanto fatto nel periodo 2007-2013, mediante misure di sostegno e investimenti materiali, all'innovazione, alla formazione, alla consulenza e vorrei sottolinearlo all'avvio di giovani imprese. Ma anche la parte di risorse che dobbiamo destinare alle sfide ambientali e al sostegno territoriale verranno veicolate attraverso azioni attuate dalle imprese agricole e forestali. La Commissione europea ha introdotto in questi programmi anche regole nuove e più esigenti, a partire da un meccanismo di cosiddetta riserva d'efficacia. La riserva prevede che il 6% delle risorse, cioè 72 milioni di euro, non siano effettivamente disponibili solo se entro fine 2018 verranno realizzati precisi target fisici e finanziari. Anche per questo motivo la Regione Veneto e il mio assessorato hanno già cominciato a utilizzare le risorse della nuova programmazione,
Infatti nel 2014 sono stati attivati bandi per l'insediamento dei giovani a sostegno degli investimenti aziendali e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la promozione agroalimentare, con una utilizzazione di circa 120 milioni di euro. Quest'anno, a fine marzo, unici in Italia, sono stati messi a bando ulteriori 144 milioni di euro per le nuove misure, 10 agroambiente, 11 agricoltura biologica e 13 indennità compensative per le zone montane. La risposta delle imprese è stata al di sopra di ogni aspettativa, considerato che sono state presentate oltre 12.000 nuove domande di aiuto per un fabbisogno di aiuti in corso ancora di istruttoria. Altri 33 milioni di euro sono stati impegnati per il finanziamento di impegni agroambientali, iniziati col PSR 2007 e 2013 e confermati per i prossimi anni. Martedì scorso abbiamo avviato inoltre il bando per la selezione dei GAL. Per l'autunno, infine, e questo sarà un impegno importante, risolte alcune non semplici questioni finanziarie generali relative al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari, contiamo di attivare nuovi bandi per l'insediamento dei giovani agricoltori e gli investimenti, nonché per la formazione e la consulenza. Questo è un impegno che con la struttura del dottor Comacchio stiamo già predisponendo. In questo senso abbiamo già cominciato a lavorare col Comitato di Sorveglianza per la definizione dei relativi criteri di selezione e gli uffici regionali stanno configurando il sistema di gestione e quant'altro necessario. Non dimentichiamo che contemporaneamente sono in corso le numerose attività per il completamento del PSR 2007-2013. Al 31 luglio erano state erogate praticamente il 97% delle risorse, quindi per 1 miliardo e 4 milioni di euro. Di fatto è il più alto livello di pagamento tra i PSR italiani, secondo solo a Bolzano, che però ha un PSR che comunque sappiamo è un terzo del nostro. In conclusione, quindi non vorrei tediarvi ancora molto quei dati, ma era giusto comunque dare queste informazioni, darvi a voi quello che è stato il passato che ho ereditato e quello che comunque è il futuro che da oggi, presentando il nostro PSR, andiamo avanti. Conclusione, ritornando ai lavori questa mattina, ho chiesto ai direttori negli interventi che seguiranno di aiutarci ad avere uno sguardo d'insieme sulla visione del programma uscita dal negoziato e quindi ci saranno illustrati in sintesi ma con logica gli obiettivi, gli strumenti, i requisiti e le regole, che siano chiare per tutti. Sappiamo che le aspettative sono molte, sappiamo che le nostre imprese in questo momento, ricordava il sindaco di Legnaro giustamente, stanno su molte filiere, stanno passando un momento molto difficile per tanti motivi, voi lo sapete bene, motivi quali sono. Sappiamo che le aspettative sono molte, l'obiettivo dell'incontro odierno non è solo quello di raccontare le 864 pagine del PSR, ma soprattutto è quello di condividere questo importante quadro complessivo e avere una collaborazione da tutti i partner del programma. In base a questa visione d'insieme, ciascuno di voi, e in base alle priorità, alla propria attività e al proprio ruolo, potrà valutare il percorso di crescita della propria attività o il progetto che sta definendo per verificare la sua coerenza col programma e se nel programma potrà trovare supporto. Non facciamoci illusioni, sappiamo che abbiamo un lavoro molto importante da fare. Ho voluto leggere alcuni dati importanti per voi, per noi. Sappiamo che abbiamo una sfida da qui ai prossimi 5 anni difficile, importante. Noi pensiamo che le nostre strutture debbano lavorare in sinergia per essere comunque presenti, per portare l'innovazione, ma comunque anche gli aiuti direttamente alle nostre aziende. Noi dobbiamo essere con le nostre aziende, per le nostre aziende io vi posso dire da 1 mese e mezzo sto girando il territorio del Veneto, dall'area montana all'area pedemontana, alle pianure, e grido, devo dirvi, che viene da molti è fate presto perché la zootecnia, comunque il settore lattiero-caseario, il settore cereali, i seminativi, cioè stanno chiudendo molte aziende, molte sono con l'acqua alla gola e il nostro obiettivo è comunque di
riuscire anche con questi interventi del PSR che sono fondamentali. Il mio obiettivo è proprio questo, di supportare le nostre aziende, perché la presenza, e non è retorica, perché non ci facciamo retorica oggi tra di noi, è quella comunque di mantenere sui territori la presenza dei nostri agricoltori e di avvicinare soprattutto i giovani, e questo è il nostro primo target, di avvicinare i giovani a fare impresa e dare loro comunque una sostenibilità economica. Quindi grazie di essere qui oggi, grazie della vostra collaborazione alla stesura e al partenariato del nostro PSR. Io ringrazio il dottor Contarini e il dottor Comacchio, il nostro capo di dipartimento, per naturalmente aver preparato questa giornata insieme al dottor Barbieri, e quindi penso che sarà utile a tutti noi, sarà utile a capire molti degli aspetti del PSR che magari conosciamo settorialmente, e poi io penso che sarà giusto anche sentire le vostre opinioni, ma anche ci ricordiamo che nel 2018 dovremo avere questa importante verifica, e nella verifica insieme dovremo tarare poi le cose che non sono andate o quelle che poi abbiamo o dimenticato o magari dobbiamo rivedere. Quindi il vostro ruolo in questo senso, che siete stakeholders, quindi portatori anche delle esigenze del territorio, è fondamentale per il lavoro che poi noi eseguiremo all'interno delle nostre strutture. Grazie e buon lavoro, e poi casomai sono qui, possiamo anche sentire personalmente con tutti voi.